È un mandato prestigioso che mi ha dato il Consiglio regionale, è la seconda volta, di questo ne sono grato al Consiglio e felice di poter rappresentare il Consiglio regionale del Veneto. Io vado con l'intento di eleggere anche questa volta un capo dello Stato saggio che ha tenuto che terrà come Giorgio Napolitano la barra dritta e saprà guidare questo nostro Paese. Avremo la possibilità di confrontarci anche con gli altri rappresentanti regionali. L'altra volta le regioni hanno inciso notevolmente perché sono state le prime ad andare a chiedere aiuto a Napolitano. Io credo che anche questa volta come rappresentanti istituzionali delle regioni ci faremo sicuramente valere. È evidente che in questo momento è Renzi che ha il compito di individuare la soglia dei nomi che verranno presentati. Naturalmente ci sarà anche un confronto ampio, perché credo che il Presidente della Repubblica deve essere un Presidente che sa rappresentare la larga parte degli italiani, e quindi credo che si troverà un punto di mediazione la più larga possibile, ma soprattutto un Presidente che sappia essere in equilibrio e in rapporto reale con la società italiana, che vive una fase molto delicata.